Questa tradizione nasce ai tempi di Serenissima, no? Poi la tradizione, diciamo così, si è un po' addormentata e nel frattempo i contadini, perché naturalmente noi veniamo da campagna, cosa succede? Che nel periodo invernale aspettavano la primavera e finalmente è finito l'epoca nera, è diventato dire marzo, finalmente si incominciamo a seminare, incominciamo a raccogliere, diciamo così, verdure. Da marzo allora veniva il battimarzo. Noi nel periodo del 31 marzo, che adesso lo facciamo anche l'ultima domenica di marzo, proprio perché possa portare la camminata col presidente Angelo, gli alpini e via così. La camminata al mattino nelle nostre colline, che è una cosa meravigliosa, e verso sera alle 6 facciamo il battimarzo. Quest'anno purtroppo è stata rimandata per pioggia al 31 di marzo, perché di solito è il 31, quest'anno al 31, oggi siamo domenica, al 31 facciamo, ripetiamo, diciamo, questo. E questi premi? Questi premi è il più anziano, che abbiamo uno che ha del paese che ha 94 anni, ha il più giovane che ha 6 mesi e dopo non so naturalmente se nasce qualche altro, e il gruppo più rumoroso è il gruppo più numeroso. Sui libretti di Don Luigi Mucellin abbiamo questa ricorrenza del battimarzo qui a Liedolo, perché? Per comunicare a tutta la gente che si apre la primavera, in poche parole. È un grande evento, da sempre, anche da tempi remoti. Sì, è bello da vedere che lo spirito proprio di comunità, specialmente di questa comunità, cioè di Liedolo, vive nonostante, anche se adesso c'è la pioggia ed era programmato il battimarzo, questa tradizione importante che dobbiamo portare sempre avanti noi, e grazie anche ai nostri grandi volontari riusciamo a portare avanti. È bello vedere che ci sia questo spirito proprio di comunità e si riesca comunque a stare insieme in festa e in allegria. È quello di manifestare la tradizione di una volta, quello del battimarzo, dove che si aspettava l'erba a crescere per governare gli animali, il bestiame. Quindi noi siamo stati invitati dal presidente e il coordinatore della manifestazione per intervenire come persone che recuperano la tradizione di una volta, il buon vestire, il buon mangiare, il buon cantare e soprattutto aumentare l'amicizia tra di noi. E noi collaboriamo col gruppo della Sagra qua, siamo il gruppo Alpini, naturalmente di Liedolo, e oggi, come oggi nel 2023, compiamo 101 anni. L'anno scorso abbiamo fatto la festa di 100 anni e quest'anno scade proprio a marzo il 101 anni, e adesso il 1° di maggio facciamo la festa tradizionale di ogni anno, che facciamo la festa alpina.